Bella raga, ciao a tutti dal Comandone Veneziano, siamo su MotoGP, siamo quarti ad Aragon, veramente un buon piazzamento, speriamo di far bene in gara dopo le super sfighe e dopo vediamo una cosa perché forse posso creare un, una scuderia junior diciamo nelle altre categorie, Moto 2, Moto 3, adesso vediamo dopo sta gara. Ok, sarà una gara Anche gli difficile, ultimi piloti. sappiamo Aragon quanto è dura per noi, buona qualifica però, vai! La qualifica sta buona, deve essere buona anche la gara, e speriamo di non aver contatto. Che mi sarei rotto anche i maroni, qualcuno mi sono stato di togliere i danni, ma assolutamente no. Queste gare devono essere un allenamento per la prossima, dove ormai purtroppo la classifica è andata, nel senso non c'era un'ambizione di vittoria il primo anno, bisogna arrivare quinto, ma anche il quinto posto è difficile. E capire come allenarci al meglio per il prossimo anno, che sinceramente vorrei portare a casa qualcosa di importante al terzo anno. Quest'anno ho fatto buone cose, altre meno buone, poi ho beccato gli avversari che mi hanno ammazzato, tante cose un po' curiose, sono stato fuori l'inominabile. L'inominabile fuori. Bello sul sorpasso, che goioni, che sorpassone. Sorpasso veramente buono. Grande inizio qui ad Aragon, incredibile quasi, incredibile. Non sembra vero questo Puma. Si è buggato l'audio però forse. Non sento l'audio ma non capisco se è un problema mio o del gioco. La differenza tra F1 e MotoGP è spaventosa, è come cura di carriera, tutto. Mamma mia, poi ho rischiato tanto. Siamo secondi raga, ma stiamo zitti, in silenzio come. Silenzio per cortesia. Sento però il rumore dei nemici vicino. Noi stiamo guidando anche bene. Ma se loro ci vengono addosso, sono cazzi nostri. Preferisco sbagliare io piuttosto di avere l'incidente per colpa di uno stronzo che mi viene addosso. Mamma mia, questa è una curva iper pericolosa. Market è raggiungibile però non so come, siamo secondi, l'altro anno mi ricordo che eravamo quarti e dopo abbiamo sbagliato noi e silenzio. Vediamo se quest'anno riesco a fare il miracolo aragonese o aragoniano, a voi sempre la scelta finale. Eccola là l'errore, ma questa è la curva di prima, quelle verso destra sono pericolosissime anche per noi. Vola, come stiamo andando alla... stiamo zitti, stiamo silenzio, silenzio. Neanche nei tempi d'oro andavo così ad Aragon. Beffa aragoniana. Fastest di Marchetto. Vediamo se riusciamo a indovinare la gara spagnola. Sarebbe bello, sarebbe quasi impossibile da pensare. Sarebbe l'ultimo giro con i 3 laps. Quanto mi mancano i 3 laps. Cosa brutta di sto MotoGP che non c'è neanche le statistiche di quante pole, quante vittorie, questo mi dispiace veramente tanto onestamente. Ok,
Ok, mamma mia ragazzi, se stiamo soffrendo. Ma come si è messa la gara possiamo sbagliare solo noi, quindi mi preoccupa. Sono tantissimi giri però, 3 giri e mezzo alla fine, un'eternità su questo gioco. Sono abbastanza messe bene, 1,8 da Rins, ma silenzio, silenzio. Attento, attento, qua c'è che rischio taglio. Ok. Marquez si sta veramente involando verso una gloria eternissima. Le ragazzette in bikini qua in Spagna sono tantissime, pronte a festeggiare, ma mancano 2 giri e mezzo. Gara stranissima. Mamma mia, Quendino. No, eccolo là la cagata. No. Ho sentito la moto un po' vibrare. Attento veneziano, attento. Serve come il pane questo secondo posto. Ok baby. Marquez ha fatto il vuoto su di noi, ma noi abbiamo fatto il vuoto sul terzo. Gara mai vista, gara stranissima. Gara senza un senso logique. La moto sta partendo. Che bello. Sono quelle belle notizie. Attento, non fare coglionate. Si stanno forse avvicinando, non lo so. Poi faccio fatica veramente a commentare, sono sincero. Ok, inizia ormai quasi il final lap mediano con le gomme che sono finite. Vediamo se l'ultimo giro si scatena e Dovizioso mi recupera 2 secondi, sono un po' curioso. Giro record di Marchetto. Noi siamo anni luce da Marchetto, incredibilmente dietro. Ho fatto anch'io un piccolo vuoto. Gara, ripeto, stranissima. Attenzione, Dovizioso sta recuperando. Ultimo giro diventano fenomeni loro.
posso abbassare troppo il piede, non posso alzare il piede, scusate, troppo. Mamma mia. Mi sento vicinissimi. Guarda quanto ha recuperato, guarda quanto ha recuperato. Silenzio, Beppe. 4, 6 decimi persi. Ok, 1,4 da 2 secondi, 6 decimi persi sto giro. Piano, Cuba, piano, ma non troppo. Ultima curva, final curve del final lap. E vaffanculo, non è mica sempre Natale PC, non è mica sempre Natale. Secondo posto importantissimo. In attesa dei festeggiamenti del podio, guardiamo... Molto bene. E che cazzo. Ci può essere un pizzico di amarezza per non aver vinto, ma no, non importa, va bene così. 20 punti per la classifica del campionato e la certezza di essere competitivi anche per le prossime gare. Ok. Rieccoci in collegamento per la cerimonia del podio. È stato un weekend dove tutti hanno dato il massimo, ma buon oggi podio, questi buon piloti podio. hanno dimostrato di avere qualcosa in più rispetto a tutti gli altri. Bravo, dai. Ci andiamo a fare anche la Thailandia. Ok, allora volevo vedere sta cosa. Chi ci prendiamo? Vai. Ok. Reclutamento, mamma mia. Ok. Questi sono i piloti. Abbiamo una donna anche, ok. E in Moto 2 lo stesso. Ok. Ok, piloti. Mamma mia che piloti di merda. Nome del team. Comenda. Però no, anzi, aspetta. Comenda Pro non si sta. Sì, però anche qua Comenda GP, vabbè. Anche qua. Ormai siamo ovunque. Ok. Confermiamo anche qua.
Ok. Questo lo cambieremo quando andiamo via. Anche noi andiamo in Thailandia. Ok raga, siamo settimi in griglia, opto per soft nonostante le temperature alte. E niente, dai, insomma, qualificazione un po' così, in una gara che non è brutta, però la vedo un po' senza infamia e senza lodi, insomma, quelle gare che proprio non hanno una personalità, secondo me. Non mi piace questo circuito. Ok, Il giro di allineamento. l'obiettivo è fare punti. Siamo tanto discontinui, però questo lo sappiamo, se vogliamo vincere il mondiale, il prossimo anno dobbiamo cambiare completamente andazzo. Vediamo cosa combiniamo. L'importante è cadere al massimo per errori nostri, non perché ti buttano fuori loro. Questo a me sta sul cacchio. Carità, va fuori anche la CPU, non lo discuto questo, però a me girano i maroni. Ok, buona partenza. Sicuramente non siamo in un brutto momento. Tanto cade Rossi, cade Rossi. Purtroppo cade il nostro Vale. Market sembra veramente in un momento magic. Ah, brutta, questa l'ho presa veramente male. L'ho presa malissimo questa. Market veramente imprendibile. Ok, abbassiamo la miscela. Siamo quarti, vicino al podio. Qua ho esagerato, purtroppo. Sì, ok, qua ho sbagliato io. Qua ho sbagliato io. Speriamo di poter tenere duro. Che pirlone che sono, qua ho sbagliato io, non mi posso lamentare. Sono entrato in pista senza praticamente guardare. Stiamo tranquilli, dai. Se non facciamo altre cagate possiamo arrivare fino in fondo. Anche se la moto, madonna, basta veramente un contatto. Ed è ingovernabile. Ingovernabile rispetto a prima e più lenta anche sul rettilineo. Vabbè, nessun problema. Se facciamo, ripeto, altre cagate possiamo arrivare quasi. Terzi vedremo, perché l'errore c'è stato e vedi? Non la tengo più. È pazzesco però, pazzesco. Proprio non la tengo, non riesco a tenerla bene. Dio che però un contatto e ciao. Più lenta il rettilineo e ingovernabile nelle proprio il mix perfetto. Il mix perfetto, signori. Ormai il podio è andato. Guarda come è girata. Per questo non mi viene tanta voglia di aumentare di tantissimo livello. Potrei forse farlo da un certo punto di vista, ma l'imprevedibilità degli incidenti, delle moto e tutto fa sì che... No, penalità di non la tengo più, raga. Non la tengo più.
mia che dura adesso. Perché ho anche 3 decimi di penalità e non so il perché sinceramente. Va bene. Qua ho fatto un brutto errore. Vado lungo, non faccio danni ma mi va. E vabbè, ogni tanto anche a voi, cari miei stronzoni. Mi sono salvato stavolta. Maledura, mancano ancora troppi giri. 4 giri alla fine. La moto è iper scassata. Ecco. Appunto. Mi becco anche altra penalità. Niente. Proprio non puoi far neanche un danno leggero. C'è niente da fare. Proprio non ti dà la possibilità di fare neanche un minimo errore. Non la tieni più la moto, non la tieni più. Ed è lentissima in rettilineo. Cerchiamo di salvare il salvabile. Mancano ancora tanti giri, ahimè. Con una moto ai limiti della decenza. Troppo discontinuo. Accio. Niente, scusa Bagnaia, ma la moto non ce l'ho più. La mia moto non frena più, ragazzi. Devo frenare 10 ore prima. La mia moto non va più, la mia moto non va più. Guarda. La mia moto è finita. Mi sorpassa chiunque. O anche la. Va bene. Ancora. E mi dà. Ma porco Dio, ma non puoi darmi penalità così. Niente, guarda, incredibile. Sì, fanno quello che vogliono. Il problema è che però, come dice un iscritto, loro non subiscono i danni. Si ritirano anche loro, però questi dannetti qua loro magicamente non li subiscono mai. Comunque un secondo di penalità. Che bello. Io sto lottando con il. Sì, ok. Stiamo lottando veramente con il cuore. 2 laps alla fine. Ci sono non un'eternità di più in queste condizioni di moto. Siamo decimi. Con un secondo di penalità però. Forse usciamo anche dal podio. C'è del podio, se ciao dalla zona punti. Questo è il mio problema, ragazzi, sono troppo discontinuo e basta un errore per vedere questo scempio qua. Che roba. Una gara da secondo me quarto o quinto posto, è diventata una gara fuori dai punti. Perché il gioco, perché il primo contatto io non riesco più a stare in pista e niente, sto anno va così. Che bello. Questa è la mia stagione. Un podio, uno schifo, un quinto posto, uno schifo, una bella gara e una schifosa. Siamo settimi. Il quinto posto purtroppo non è alla portata. Per questi problemi qua.
Non posso permettermi, al massimo posso permettermi un danno leggero al penultimo giro, non di più. Va bene. Adesso abbiamo Motteggi e Filippo Isola e poi anche Valencia, quindi ancora 2 video e poi finalmente andiamo alla nuova stagione. Non vedo l'ora sinceramente perché ho un po' le palle girate. Qua vabbè abbiamo la stagione che comincerà, è nata la Commenda GP e godo. Raga, un saluto dal commentone veneziano. Ciao!